Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera, ciao Dario, bentornato. Ciao Alessandra, complimenti perché la scorsa settimana siete stati bravissimi. Grazie. Anche se non c'ero io, anzi è andata meglio così forse. Tanto pugilato, sì, rugby, insomma sono bellissimi sport. Allora, benvenuti alla trasmissione settimanale del CONI. Ci stiamo avvicinando un po' alla conclusione del nostro ciclo, che sarà poi la seconda settimana di luglio, ma abbiamo già presentato varie federazioni, varie attività sportive e questa sera finalmente torniamo meglio dire un po' nei miei mondi dei motori. Quindi questa sera non a due, non a due ruote ma a quattro. E questa sera quindi parliamo dell'automobilismo, abbiamo tante cose da raccontare perché abbiamo tanti protagonisti, non abbiamo il solito pubblico delle squadre, ma abbiamo proprio piloti, navigatori, organizzatori e quindi si intravede anche già abbiamo qualcosa qua davanti, vedete questo primo piano non è una sovrimpressione, è proprio un go-kart di quelli veri, di quelli tosti che vengono guidati dai piloti che poi abbiamo qua oggi presenti in studio. Allora iniziamo le nostre presentazioni, abbiamo un pubblico, come dicevo, composto da tante persone, ma la nostra platea, il nostro parterre qui sempre che ospita le persone che sono un po' protagoniste dei nostri sport. Allora cominciamo dalla prima nostra, lei che ci ha dato tutti i ganci e che ringraziamo, è Patrizia Capuzzo. Facciamo un applauso a Patrizia. Allora, io leggo la prima delle cose che tu fai, no? Con questa grande passione per le auto, per l'organizzazione, è fiduciario della delegazione regionale dell'ACI Veneto. Quindi, insomma, una donna alla fin fine che tiene un pochino in piedi, no? Una passione nata nella storia della tua vita. Una passione nata nella storia della mia vita perché io ho incominciato a frequentare questo mondo praticamente nel 1972, quindi sono passati tanti qualche anno. Esatto, e ovviamente si acquisiscono tante esperienze dopo tanto tempo. Forse per questo. Sei anche presidente del Piave Jolly Club, che è una delle squadre, società, delle squadre più importanti, nata dalla fusione di due grandissime società sportive. La Piave Jolly nasce come scuderia Piave nel 1949 e nel 72 c'è questo abbinamento con il Jolly Club di Milano e di lì nasce Piave Jolly Club, questa realtà veneta di notevole importanza come scuderia. Sì. Un fiduciario, no? In un mondo così, abbiamo visto molto spesso, noi abbiamo federazioni che hanno magari una disciplina sportiva, quella fanno, altre che hanno, tipo l'atletica, mi viene in mente, che hanno tante discipline. L'automobilismo è uno di questi, cioè è una federazione che ha tantissime attività. Voglio ricordare rally, velocità, kart, slalom, Formula Challenge, autocross fuoristrada, eccetera. Insomma, Come si riesce a coordinare? È un grande lavoro di organizzazione, riuscire a coordinare tutto quello che serve perché la domenica o nelle gare sia tutto a posto. Beh, sicuramente il lavoro da fare per tutte queste gare è parecchio, a incominciare dalle iscrizioni a calendario delle gare che tra un po' incominciamo già ad iscrivere per il 2015. Quindi poi ci sono il controllo dei regolamenti, seguire i piloti quando hanno problemi. Avete anche i commissari, quindi c'è tutti i regolamenti da assolutamente, da poi seguiamo anche tutti quanti i referti dei commissari. Gli ufficiali di gara, dai commissari di percorso. Recentissimamente, proprio tra la fine del 2013 e il 2014, abbiamo fatto dei corsi di aggiornamento dedicati proprio ai commissari di percorso, in particolare ai capiposto. Abbiamo incrementato un numero già importante di capiposto che la Regione Veneto, di cui la Regione Veneto dispone, con ulteriori 30 capiposto per la velocità e 30 capiposto nell'ambito dei rally. Diciamo sempre noi importante come negli arbitri, giudici, no? Perché è un momento importante per la legalità, chiamiamola così, delle gare. Assolutamente, adesso qua il 17 di maggio è indetto ad Adria, all'autodromo di Adria, un corso specificatamente riservato ai direttori di gare, ai commissari sportivi del settore karting. Quindi ogni disciplina ha delle sue normative e ha dei funzionari di gara diversi, preposti, oppure
ciascuno fa più discipline. È difficile che ci sia una trasversalità, tendenzialmente un po' perché è volontariato, quindi ognuno fa... Passione, chiamiamola più passione. Esatto, quindi chi ama il kart e non vuole assolutamente trasferirsi nel mondo dell'auto, chi invece continua a fare appunto l'ufficiale di gara nel mondo dell'auto, e quando gli si propone perché non vai a fare il kart, ah, per l'amor di Dio, non è... proprio perché si segue quella che è la passione. Esatto. Ascolta, c'è una categoria per le smart? Beh, volendo si può sempre creare. Perché tu potrebbe essere per te. Si può sempre creare. Allora, siccome ACI, parliamo di federazione, ma ACI, Automobile Club d'Italia, ha, come forse anche la federazione motociclistica, per esempio, che io ho avuto modo di rappresentare a un certo livello, beh, abbiamo anche una funzione sociale, perché c'è l'educazione stradale, c'è l'educazione a non correre o a correre, cioè non c'è solo un aspetto sportivo. So che ci sono varie iniziative, giusto? Una di queste è quella che poi insomma, possiamo presentare magari dopo in un secondo momento. Ma dobbiamo tener conto di una cosa, che l'Automobile Club d'Italia... Intelligent Drive Stage. Sì, questa è una cosa che è promossa dalla Regione Veneto, ma al di là della Regione Veneto voglio precisare che l'Automobile Club d'Italia fa proprio dei corsi di guida sicura, collabora a questo grande progetto che è patrocinato soprattutto da FIA, che è Safety on the Road praticamente, quindi proprio la sicurezza sulle strade. Esatto. E quindi l'Automobile Club d'Italia lavora anche, oltre che nell'ambito ovviamente dello sport automobilistico e di conseguenza proprio come federazione di questo sport, ma si occupa anche tantissimo, proprio una delle mission, il contenimento e operativamente intervenire sul contenimento degli incidenti che si svolgono su strada. Poi ovviamente questo è un argomento molto... Ecco, allora vediamo se riusciamo, posso già dirti che probabilmente non ci sarà più tempo, conoscendo abbiamo già visto ci disorganizziamo, intanto ne abbiamo accennato, ma se ci riusciamo ritorniamo sull'aspetto della sicurezza alla fine della trasmissione. Abbiamo parlato di ACI, allora salutiamo con un bel applauso Nicola Borotto, che è il vicepresidente ACI Padova. Grazie dell'invito. Caro Nicola, ti vedo in piena forma, come mai? Stai organizzando qualcosa? State, perché poi vedremo che non sei l'unico che sta organizzando. Stiamo realizzando il sogno di noi sportivi, di tutta la realtà dell'ACI Padova, che è quello di essere riusciti a portare la tappa della 1000 miglia a Padova. È un grande evento, Padova quest'anno fa la parte del leone perché attraversa la nostra provincia da Piombino Dese a Boara Pisani per 160-170 km. Ogni sindaco, ogni comune, ogni struttura organizza il proprio evento. Quindi facciamo le 100 miglia. No? Sì, è una cosa meravigliosa. Delle 1000 ne facciamo 100 nella provincia di Padova. Penso a tutti i nostri commissari della commissione sportiva, che alcuni sono anche qui presenti, con i presidenti dei circoli nostri sportivi, delle associazioni sportive, con i propri volontari, con i propri iscritti che si mettono a disposizione per il 15-16 maggio, perché noi abbiamo l'arrivo di tappa la sera del 15 alle 23 in Piazza delle Erbe e la partenza di tappa è il 16 al mattino alle 7 da Abano Terme e da Monterotto Terme. Abbiamo più di 300 volontari sul territorio, oltre 100 commissari di gara. Quindi un grandissimo evento, tu parli di Padova, però ricordiamo che è un evento ovviamente nazionale. Un evento, 1000 miglia è un evento mondiale, 1000 miglia è un evento mondiale. Qual era lo slogan di Enzo Ferrari? La corsa più bella del mondo. Ed è rimasta tale, abbiamo auto, una più bella dell'altra, abbiamo equipaggi prestigiosissimi, attraversiamo le più belle città d'Italia. Brescia-Roma, Roma-Brescia, una volta era una gara di velocità, adesso non lo è più, ma è rimasta quella gara, quella manifestazione di un fascino stupendo. Quindi allora ricordiamo, Nicola, è l'impegno più prossimo, no, dell'ACI Padova, ma ricordiamo un po' il 15-16 maggio, 15 maggio in particolare, la sera, 15, la notte vorrei quasi dire. Altre cose, iniziative dell'ACI Padova, qualcuno prima brontolava perché non si fanno tantissime cose. Fuori onda. L'ACI Padova ovviamente da qualche anno ormai ha strutturalmente inserito nelle proprie attività l'educazione stradale nelle scuole, che facciamo assieme in collaborazione con i vigili urbani in giro per i comuni della provincia. Abbiamo tutta la nostra struttura
che è di collegamento e di compartecipazione con le nostre associazioni e scuderie per le nostre gare. Ovviamente Padova, per la realtà territoriale che ha, non può più permettersi di fare le gare che aveva un tempo sicuramente. Non siamo a livello di Verona, non siamo a livello di Vicenza, ma insomma ci siamo, esistiamo. C'è la tappa a 1000 miglia. Abbiamo la tappa a 1000 miglia. È già una però, sensazione ecco, che questa. io pensavo un po' più Vabbè, alle ma gare. parliamo perché si sta muovendo qualcosa da parte di Este, Calaone, se non sbaglio. Lì non solo, aggiungo che con la 1000 miglia quest'anno abbiamo la prova speciale Este Calaone. Oh, pardon, scusi, la prova speciale Baone Este. Baone Este. E quindi abbiamo una prova Insomma, i colli cronometrata umani sempre sì, ai piedi, e sarà una prova speciale con la 1000 miglia di 2 km e abbiamo anche il 700 sito della metri. 1000 miglia. Sì, l'hanno già l'abbiamo mandato, visto. se magari riusciamo a Allora rimandarlo. Nicola, ti interrompo perché abbiamo un ospite. Alessandra, ti invito a presentare Andiamo a questa... presentare, se prendi il microfono Rubens, se glielo passate, per favore. No, parlavo della sigla. Ah, Andiamo volevi, avanti pensavo nell'ordine. volessi No, andare già parliamo direttamente a nell'ordine. Rubens. Allora andiamo a presentare una campionessa. Quando c'è il momento di Rubens me lo dite, Sì, perché sì. abbiamo Rubens Noviello che deve parlarci della... Che dopo deve scappare, Dopo quindi deve scappare. dopo... Andiamo a presentare una campionessa di rally, che è Vitadello Maria Grazia. Un applauso, Un bel Maria applauso. Campionessa internazionale, attenta, campionessa internazionale. Campionessa Cosa vuol dire? internazionale. Insomma, com'è sta passione? Come- Sentiamo un po' Da la storia. quanto anche? Qualche anno dopo di Patrizia praticamente. Tra l'altro io diciamo che ufficialmente sono nata proprio grazie alla Piave Jolly Club, in quanto i miei primi passi sì li ho fatti a Padova, però dopo diciamo quella che potrebbe essere stata una carriera l'ho iniziata proprio alla Piave Jolly Club. È stato quasi un gioco, mi piaceva molto, a quei tempi era molto più semplice Di adesso. avere l'approccio ai rally, anche a livello economico. Avevo un amico che anche lui con pochi soldi, insomma, abbiamo provato a fare un paio di gare, poi così dire È scattata la passione. l'appetito via mangiando, mi piaceva tanto e comunque dopo, fra 2 anni sono 40 anni che sono nell'ambiente e non mi è ancora passata, quindi... Qui vediamo Adesso delle ti occupi immagini di di- rally. Cosa segui? Ma Nell'ambiente. allora io sono un po', abbiamo fondato un club di appassionati, quindi non scuderia, che è il Veneto Rally Club, che serve per avvicinare i ragazzi, chi non può correre, per avvicinarli proprio all'ambiente sportivo, facendogli magari conoscere i campioni, portandoli nei campi di gara. E No, devo scusa, dire... stiamo vedendo le immagini Delle di Calaone, immagini. giusto? Sì. Vedo delle Opel, quando vedo delle Opel non è che sbaglio tanto con Sandro. Tra l'altro... Parliamo dopo con Sandro, ne scusami. Tra l'altro la vettura è della Hornet e corre È quella di Alice, Paccagnella, che ce l'abbiamo in studio, che poi è andiamo dentro a il direttivo conoscere. del Veneto Rally Club. Tutta una famiglia, insomma. alla Beh fine, sì, sempre. diciamo che Padova, ecco, mi sento di dirlo, che Nicola lo sa, è grazie proprio a questa amministrazione, a Nicola in particolare, che a Padova si è ricominciato a parlare di auto sportive, cioè quindi di sport, come dico io, dinamico e non statico. Bene, vediamo chi altri come voi ha dedicato una vita agli Cambiamo sport dei città. motori. Alberto Riva, presidente del Verona Auto Sport. Allora Nicola ha apprezzato che a Verona c'è una grande attività. Acisport è una struttura di servizio giusto per l'organizzazione di eventi. Raccontaci un po' brevemente la... Prima di tutto voglio ringraziare la televisione locale e voi perché avete fatto una trasmissione solo e esclusivamente di automobilismo, cosa che è rarissima nelle televisioni, in modo quelle particolari, quelle private, quindi un plauso va decisamente a Ringrazio voi. anche la regia di questo. Anche la regia. Anche la regia La ringrazia. io l'ho fatta complessiva certo. perché non so esattamente come funzioni la cosa, però sì, no, è molto giustamente. difficile trovare che una televisione privata si dedichi Spazio. un'ora o spazio solo ed esclusivamente ai motori. Ecco, chiusa questa parentesi. I motori spenti però, Vabbè, perché io insomma, cerco sempre di accendere le moto e non me le fanno accendere qua in studio. La mia attività inizia nel 1966, quindi qualche giorno fa. Ho cominciato da commissario di percorso con le bandierine in mano, poi commissario sportivo, direttore di gara internazionale, fino ad arrivare l'anno scorso ad essere presidente del comitato organizzatore del favoloso
Rally Due Valli, che ha un nome decisamente molto importante, molto è valido per la prova di campionato italiano, e quest'anno è diventato valido per la prova di campionato italiano, l'unico rally di campionato italiano in giro per il Veneto, quindi c'è da essere orgogliosi. C'è da farsi un bel mazzo, se mi è permessa l'espressione, perché 500 km di percorso e 200 km di prove speciali. Dovete pensare comunque, per la prima cosa è sempre la sicurezza, anche proprio per gli organizzatori. Decisamente, quindi è già da gennaio che ci stiamo lavorando, grosso modo abbiamo individuato il percorso e adesso dobbiamo mettere in piedi tutte quante le cose, perché con un rally del genere muovi come servizi, circa 500-600 persone, più quelli che sono gli iscritti, i concorrenti, quindi è un evento che muove intorno al migliaio di persone, per l'organizzazione, senza contare la possibilità del sulle pubblico. Strade, nel pubblico, quanto pubblico stimate? Questo tipo guardi, di gare? dipende sempre dalle condizioni climatiche in primo luogo, ma generalmente c'è sempre un gran bel pieno di appassionati, decine di migliaia, perché nel Veneto, in particolare a Verona, che tra l'altro organizza 14 gare, giusto per fare un po' di dispetto, un po' di invidia, esatto, organizza 14 gare che sta già meditando di cosa, la vendetta, è stato il mio maestro, non posso. E quindi direi che ci stiamo dando da fare in maniera molto... Posso fare una domanda banale, anzi poi la farò al nostro collega giornalista. E dopo andiamo a sentire Rubens, perché la faccio dopo allora, perché abbiamo un giornalista sportivo. Chiudiamo il giro? No, andiamo a sentire Rubens, intanto magari la regia se vuole mandarci anche il sito. Ascolta Rubens, io se hai voglia deve scappare perché deve andare a Vieni preparare. Vieni Rubens Noviello, presidente del Boomerang Runners, grande atleta, grande Devi amico. andare a preparare il percorso. Cosa diciamo di sabato? Certo che intanto essere in mezzo State a tutti un pochino più piloti, giù. Vedi, finalmente rallentiamo un po' le velocità noi. Certo. Noi stiamo organizzando una tappa di questo circuito, la seconda tappa di questo circuito Padova Corre. Attenta a dire circuito, perché qua dentro sì, infatti pensano qualcos'altro. Arrivano. Circuiti sono una serie di gare. Sarebbe bello averli alla partenza delle nostre gare, infatti. Guarda, c'è una Lambda, una Bugatti libera. La mettiamo sabato. apripista. Allora, sabato è corsa 10 su maggio, strada. corsa su strada, competitiva, quindi tutte le persone sono tante, ne aspettiamo tante da noi, circa 500 devono essere munite di certificato medico agonistico. Qui vediamo l'immagine intanto della prima Luisa, tappa. Silvia Sono Rizzi, tutti tutte le amici, nostre amiche. Ecco, Tra l'altro grande... qualche boomerang anche credo sia venuto fuori. Sì, alla fine è una festa, una grossa festa dove c'è comunque chiaramente competitività, quindi c'è molta Qui gente si corre che corre. Carletto Tonini, grande massaggiatore e fisioterapista. Allora, il concetto C'è è anche il Ponte terzo San Nicolò. C'è anche il terzo tempo? Sì. Là. E c'è il ristoro abusivo? Allora, corsa su strada, si corre a piedi, giusto per chiarire, perché qua i termini si assomigliano. A Ponte San Nicolò, partenza 19:30 dal Boomerang, piscine Boomerang, centro sportivo Boomerang. Mi pare di capire si fa un'andata e ritorno sugli argini. C'è un percorso di 9 km e 6, un percorso molto tecnico, molto per fa una pro speciale perfetta, ragazzi, sì. Poi tutta dritta però, perché sono due argini, non è che piace tanto dritta. Alessandra accennava al terzo tempo, quindi come nostra consuetudine, finita la gara, ci si ritrova tutti ai bordi del Bordo Vasca, quindi mangeremo, ci si divertirà, ci sarà un post gara. Acquatico. Allora, corsa su strada, campionato, chiamiamolo così, provinciale FIDAL di Padova, ma è aperto ovviamente a tutte le persone da qualunque parte arrivino, solo che bisogna essere iscritti in società sportiva e comunque fare il tesseramento giornaliero della FIDAL. La seguiamo noi come emittente, siamo anche partner, media partner, quindi è una cosa che ci fa piacere e vogliamo che venga bene. La prima prova a Maserà 12 aprile ha avuto 249 iscritti, tu già mi parli di 500, quindi siamo la modestia è proprio... Ma credo che saranno in crescita secondo me adesso, man mano che andiamo avanti. Bene. C'è molto interesse attorno a questo. Allora, per avere informazioni, magari tra i nostri telespettatori c'è qualcuno a cui comunque piace la corsa, vedo delle belle ragazze qua che magari si danno alla running,
cosa si deve fare? www.boomerangrunners.com, trovate tutte le informazioni. Oppure padovaccorre.it. Bene. Grazie Rubens. Ciao Rubens, ti lasciamo andare a preparare questo evento e diamo la linea alla regia per la pubblicità.